nelle sedute di bilancio di questa legislatura, che siano state leggi finanziarie di stabilità o di assestamento, e non ho tenuto in considerazione i mini assestamenti che abbiamo imparato a conoscere durante lo scorso anno. Ebbene, nonostante fossero tutti di merito e non certo ostruzionistici, questi, solamente 8 di questi sono stati accolti da quest'Aula, 8 su 125. 7 hanno visto il parere favorevole della Giunta, 1 è passato per sbaglio. Infatti, questi 3 anni passati a fare proposte e suggerire miglioramenti, questi sono gli emendamenti che sono stati approvati. I primi 2 riguardavano la possibilità che dei cittadini possano alimentare il Fondo per lo sviluppo per le piccole e medie imprese con propria liberalità. Grazie a questi, in 3 anni, i 5 consiglieri regionali hanno potuto versare 750.000 euro, tagliandosi lo stipendio con i fatti e non a parole. Abbiamo previsto l'entrata di 250.000 euro in questo fondo, anche questo è un emendamento passato, grazie a queste liberalità, previsione perfettamente rispettata. Il terzo emendamento è quello passato con il voto contrario della Giunta, ma che grazie a una distrazione dell'Aula ha permesso il conferimento di ulteriori 30.000 euro in quel fondo, risorse che la Giunta aveva inizialmente destinato per aumentare i soldi previsti per le spese di trasferta della stessa Giunta. Cosa peraltro inutile, visto che le risorse previste sono sempre state più che sufficienti e infatti negli anni successivi sono stati ridotti gli stanziamenti, non aumentati, quindi avevamo perfettamente ragione. Un nostro intervento ha permesso di riportare alla norma nazionale le modalità di incentivazione per la progettazione interna all'amministrazione di opere pubbliche. Un altro ha permesso alle altre di concedere in comodato i propri locali non ad uso abitativo ad associazioni di volontariato e di promozione sociale. Gli ultimi emendamenti lo scorso dicembre hanno visto l'approvazione di alcune nostre proposte volte a combattere concretamente l'azzardopatia nella nostra regione. Da ricordare infine l'emendamento di natura meramente tecnica di un anno fa che abbiamo fatto approvare a quest'Aula per prevedere quello che era per tutti una cosa naturale, ovvero destinare le risorse previste per il 2016-2017 dall'ormai approvato Fondo di solidarietà alla misura di inclusione attiva per il sostegno al reddito. Per tale emendamento siamo stati insultati in aula e definiti parassiti dalla Presidente di questa regione. L'avrei capito e accettato per averle tolto i soldi delle sue trasferte, ma non per questo, non ci stava. Ma si sa, fuori da quest'aula deve passare solo un messaggio. Il Movimento 5 Stelle non fa proposte, fa solo proteste, non ha idee, non garantisce un'idea di futuro. Voi invece avete una grande capacità, quella di presentare alcuni interventi anche condivisibili in questi documenti e nei bilanci, altri meno. Ma poi, come ricordato questa mattina dal relatore Carmelucchi, prendete le decisioni più importanti per la vita dei cittadini e per il destino di questa regione lontano da quest'Aula, in seduta di giunta o seduti intorno a tavoli in cui non veniamo nemmeno messi a conoscenza. E in questa occasione che riuscite a dare il meglio di voi, oltre che nei salotti televisivi dove vi sforzate di dipingere una realtà che non esiste. Le vostre scuse sono incredibili, le giustificazioni che date alle decisioni che prendete sono altrettanto incredibili. E avremo modo di parlare anche dell'ultima ferita inferma a questo territorio, con l'espressione di parere favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto Udine-Ovest di Cusco, uno dei tanti errori commessi da questa giunta. Ricordarli tutti sarebbe inutile e dimenticarne di elencare qualcuno non renderebbe giustizia a chi si sente vittima di queste decisioni. 8 emendamenti su 125 dunque. Questa è stata la risposta alle istanze dei cittadini per i cittadini, perché tutte le nostre altre 117 proposte avanzate in quest'Aula sono proposte che qualsiasi cittadino in buon senso appoggerebbe per il bene di questa regione. Interventi volti a tagliare privilegi, a combattere sprechi, a far ripartire le imprese, a dare un futuro sostenibile alla nostra terra, a recepire dettami volti a ridurre l'inquinamento che silenziosamente ci soffoca e aumenta invece di diminuire nonostante ce lo chieda l'Europa, a venire incontro alle persone vittime di truffe, a combattere davvero l'azzardopatia, a tagliare le tasse ai virtuosi e a colpire chi rovina il nostro territorio. Tutte proposte regolarmente bocciate, con il sospetto che nella stragrande maggioranza dei casi
il no fosse dettato più dalla valutazione di chi stava proponendo quelle norme che non la loro valenza. In questo modo avete dimostrato che il Movimento 5 Stelle è il movimento che fa proposte. Voi siete quelli del no. Voi siete quelli che riescono a dire anche no, la mafia in Friuli Venezia Giulia non esiste. Allora io capisco che il relatore Riva, leggendo solo 24 ore, stamattina abbia notato come la nostra sia la terza regione ideale dove vivere, e ci mancherebbe anche, considerato che siamo una regione a statuto speciale ed essendo al confine con la ex Jugoslavia possiamo godere di un regime fiscale più favorevole. Tra l'altro ci sono anche regioni a statuto ordinario che riescono ad avere un regime fiscale migliore del nostro. Ma invito anche il relatore Riva a leggere che la nostra regione non è prima in nessuno dei servizi presi a riferimento, né per le infrastrutture, né per l'istruzione, né per la salute, né per la sicurezza, né per l'ambiente, né per l'economia. Ma soprattutto dovrebbe spiegare anche al relatore Riva come mai l'anno scorso questa regione in quella classifica era seconda. Non mi pare che sia aumentata la tassazione, quindi se abbiamo preso posizioni evidentemente il livello dei servizi pubblici in questa regione è peggiorato. Eppure il relatore Riva non ha potuto citare quello che sarà il titolone di domani sui giornali. Riciclaggio, operazione anticamorra in Friuli Venezia Giulia. È notizia di oggi, di questa mattina, che c'è stata l'ennesima operazione della Guardia di Finanza e dei Carabinieri nell'ambito di un'indagine della direzione distrettuale antimafia. Perquisizioni e sequestri in 12 abitazioni, 26 società e punti di ristorazione a Udine, Trieste, Verona, Milano, Napoli. Questi sono i successi di questa regione. Solo 3 settimane fa, uno dei nostri quotidiani locali titolava l'ombra della grande Friuli Venezia Giulia, era il 7 luglio. L'interrogatorio di un indicato, non di un pentito, prova l'attività del clan in regione. Prova. I titoli sulla presenza della mafia ci sono già stati negli ultimi 2 anni. Bene, rilevando anche l'infiltrazione della famiglia Casamonica e un'azienda di Budori nel Coglione, possiamo citare tristemente l'introduzione di un libro che forse anche i colleghi farebbero bene a leggere invece di ridere, laddove gli autori del libro affermano, libro Mafia Nord-Est, laddove gli autori del libro affermano che nel Nord-Est non c'è la mafia, ci sono tutte le mafie. Certo, non sarà l'approvazione di una proposta di legge regionale a combattere un fenomeno che solo il governo nazionale può combattere in maniera incisiva, ma continuare a negare l'evidenza, continuare a sottovalutare i problemi, crea solo difficoltà alle nostre imprese. Le stesse difficoltà che abbiamo provato a segnalare in quest'Aula il 7 luglio scorso, quando cercavamo di porre l'attenzione sul rischio che il settore dell'attività estrattiva per le infiltrazioni mafiose è molto alto. Ci siamo sentiti dire che non siamo più negli anni 60, che non c'è alcun rischio nel rischio nord-est e che noi pensiamo che tutte le nostre aziende siano criminali. Ebbene, in quell'occasione non ero ancora a conoscenza di un evento che ha visto protagonista una ditta che lavora anche in Friuli Venezia Giulia, che in una regione, in una località molto lontana dai nostri confini, ha subito un furto importante di automezzi per un danno pari a centinaia di migliaia di euro. Ennesimo episodio di questo tipo che ha portato subito sindacalisti e giornalisti a puntare il dito contro la criminalità organizzata. Anche in quel caso i titoloni sui giornali furono furto in capo all'ombra della mafia. Dicevo regione e località lontanissime dai nostri confini, trattandosi della località di Volpago, vicino a Montebelluna in provincia di Treviso, circa 40 km da Sicilia. Lontanissima. Quando quest'Aula capirà che possono essere più i danni causati alle nostre imprese e ai nostri cittadini in eventi come questi, che non i benefici di 1 o 2 posti di bilancio, ancorché puntuali, probabilmente sarà sempre troppo tardi. Ci auguriamo pertanto che anche questi appelli non rimangano inascoltati a quelli già avanzati nel dicembre 2014 e che almeno in questa occasione non vogliate mettervi la stelletta del no sulla giacca, solo perché queste allarmi li lancia il Movimento 5 Stelle e non altri partiti. Grazie.